La dimostrazione che anche chi è nato fuori e ha girato il mondo può innamorarsi del Veneto e della lingua veneta. Ma e allora, Marcello Bano, come mai qua non si riesce ad avere questa autonomia? Cioè che tutti vogliono e protestano, votano al referendum? Devo essere diplomatico oppure posso... Come? Devo essere diplomatico oppure No, posso... no, cioè, siamo fra di noi, facciamo finta di stare al bar. Finta che sia un colloquio conviviale. Perché c'è troppa gente che mangia sul Veneto. Questo è il dato di fatto. Purtroppo noi stiamo mantenendo delle regioni che non riescono a essere responsabili e autonomia vuol dire responsabilità. Vuol dire, infatti io sto ascoltando la polemica e sono anche abbastanza perplesso per esempio da De Luca, che in quota parte lo stimo, condivido poco o nulla di quello che dice, però non è che possiamo sempre, sono 153 anni che veniamo spremuti come limoni, adesso è arrivato il momento di dire basta, insomma, di responsabilizzare anche loro, cioè come siamo responsabili noi, saranno responsabili anche loro, impareranno a fare economia. Bano, vorrei inserirmi, poi magari continuiamo il discorso, perché in effetti è in atto una vera e propria rivoluzione da parte delle regioni del sud. Sì. Calabria, Campania, quelle più eclatanti, stanno facendo delle petizioni nei confronti del governo per chiedere ma come mai, ma perché, quali sono i diritti essenziali, perché il Veneto. Quindi effettivamente si sta creando una sorta di paura da parte di altre regioni. Io infatti ho invitato, l'ho detto anche nella trasmissione, vorrei apertamente, invito gente della Campania, della Calabria, della Sicilia, se volete venire in trasmissione parliamo, confrontiamoci su questo aspetto, perché comunque però è anche vero che come mai hanno paura? Cioè nel senso, come diceva lei, forse fanno troppo comodo i soldi del questo avanzo famoso. No, io non voglio passare da egoista, perché dopo c'è un discorso di sussidiarietà e solidarietà, okay? Che noi veneti comunque abbiamo sempre dimostrato di avere. Però è ora di finirla, cioè, non è che noi possiamo continuare tra le tasse che versiamo e quelle che vengono restituite al Veneto, continuare a metterle in regioni che sono sprecone. Cioè, faccio un esempio stupido tanto per essere pratico. Cioè, se la Sicilia vuole i 24.000 forestali, se li paga, cioè, non è che devo mantenerli io, tanto per essere chiaro. Magari i soldi possono essere investiti in infrastrutture, cioè io ho problemi per esempio in provincia di Padova, ho problemi di ponti, non ho risorse, mi tocca chiuderli. Cioè, quindi ci sono le attività produttive che non hanno la possibilità di, per esempio, attraversare Polverara, oppure adesso ci toccherà chiudere il ponte di Curtarolo, sono 35.000 veicoli. Cioè, se avessimo le risorse, se ci trattenessimo quota parte delle risorse, potremmo mettere mano a queste infrastrutture. E dopo apriamo un'altra parentesi, per esempio sulla scuola. Cioè, Questo è un argomento infatti che non cambierà nulla con questo tipo di autonomia in termini di equilibrio di risorse, tant'è che questa sollevazione delle regioni del sud, oltre ad essere una sollevazione contro una norma costituzionale per cui in un certo senso è eversiva questa sollevazione, in realtà è fuori luogo, perché la neutralità finanziaria di questa autonomia differenziata è scontata. In teoria dovrebbe essere a saldo zero. Sì, quello che lo Stato spende, quello che lo Stato spende deve essere, sarà speso dal Veneto. Però c'è un dato di fatto, noi siamo più bravi a ottimizzare le spese e i costi. Cioè, se la gestione, per esempio, per pagare gli insegnanti viene affidata al Veneto, magari possiamo fare le graduatorie degli insegnanti regionalizzate, quindi non abbiamo questa migrazione a inizio dell'anno scolastico di insegnanti che fanno un giorno e dopo tornano nella loro regione e noi rimaniamo scoperti nelle aule. È una migliore amministrazione.